Frecciarosa è arrivato a Taranto. Per la prima volta il treno della prevenzione ha fatto tappa nel capoluogo ionico. Si tratta della campagna di sensibilizzazione itinerante promossa dalla Fondazione Incontra Donna e dal gruppo Ferrovie dello Stato, che per tutto il mese di ottobre realizza a bordo dei treni ad alta velocità intercity e regionali consulti sulle visite di controllo e sugli screening oncologici per prevenire i tumori al seno. Un'esperienza unica, ha detto Antonio Tresca, direttore regionale di Trenitalia Puglia e Basilicata, per promuovere salute e benessere. La risposta da parte dei passeggeri è molto positiva, è una risposta che è in incremento anno dopo anno, segno che questa campagna è sicuramente importante nel divulgare la sensibilità verso la prevenzione, che è la migliore arma per combattere appunto il tumore in tutti i campi. L'iniziativa, infatti giunta ormai alla 15ª edizione, solo nel 2024 ha coinvolto 42 milioni di passeggere, con 1.500 prestazioni erogate. Una campagna di sensibilizzazione che per la città di Taranto rappresenta un'occasione per rafforzare i risultati che negli anni sono stati raggiunti dall'ASL. L'azienda sanitaria infatti ad oggi riesce a chiamare circa 43.000 donne all'anno, solo per gli screening mammografici, con un'adesione pari al 50%, riducendo del 40% il tasso di mortalità. Anche qui si può fare prevenzione primaria, naturalmente con i sistemi di protezione, e chiaramente noi conosciamo molto bene questa situazione di Taranto. Il tumore del polmone è sicuramente più frequente che in altri posti. Con l'inquinamento ovviamente noi dobbiamo sempre essere esposti a fattori cancerogeni e comunque una esposizione a rischio per tutte le sedi tumorali, compreso la mammella. A bordo del Frecciarosa, le volontarie della Fondazione e gli specialisti messi a disposizione dall'Associazione Italiana di Oncologia Medica gratuitamente hanno fornito alle passeggere diverse consulenze. Durante la tratta, insieme al nostro oncologo che offre consulenze gratuite, distribuiamo il Vademecum della Salute, che è un opuscolo informativo su tutti quelli che sono tutto quella che è la prevenzione primaria, la prevenzione secondaria, i diritti dei pazienti oncologici, e in più distribuiamo il disco vaccinale, che indica tutte quelle che sono le vaccinazioni obbligatorie e raccomandate da 2 mesi a 70 anni, perché sappiamo bene come la vaccinazione sia una prima forma di prevenzione. L'obiettivo dell'evento infatti è quello di riuscire a coinvolgere le donne di diverse generazioni, dalle viaggiatrici che si spostano per piacere alle lavoratrici, fino ad arrivare alle studentesse, per divulgare a 360 gradi la cultura della prevenzione.